L'arte non è provocazione, l'arte è altra cosa. Anche il nulla, il vuoto deve aver pensato l'anonimo che nel tunnel sotto la ferrovia a Ponte della Gobba ha appeso una cornice gialla, lì dove per un paio di giorni ha fatto mostra di sé il tanto discusso murales raffigurante il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Corna da diavolo, lui che è tra l'altro milanista, e bacio al crocifisso. Fatto cancellare poco dopo dal sindaco Mario Conte, secondo cui offendeva la sensibilità dei cittadini. Era un murales che aveva dei simboli politici e anche religiosi, ed era una provocazione che francamente a molti cittadini non è piaciuta, quindi è stato rimosso. Quindi va bene l'arte, ma che non sia provocazione e motivo di scherno politico. Trevigiani in realtà divisi all'indomani della cancellazione del graffito. Ma sicuramente, se no lo toglievo io, di persona. Da quello che ho visto mi sembrava né brutto né offensivo. Difficile oggi non essere invece d'accordo con l'acume di chi ha piantato il chiodo e appeso lì dove Salvini non c'è più una cornice con didascalia anch'essa irrimediabilmente censurata. L'unica cosa certa, l'unica rimasta, è la data. Tanto da aver strappato un sorriso anche al sindaco Conte. Gli artisti sono quasi sempre più intelligenti ma sempre più autoironici dei censori di professione, e qui c'è del genio, ha commentato più duramente sui social il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni. L'anonimo artista di Treviso, testimone della libertà e della creatività, ha vinto a mani basse contro Mario Conte, scrive invece il segretario comunale del PD Giovanni Tonella, ipocrita e incoerente difensore, riferito al sindaco, della street art.